Bilancio delle attività effettuate nell'anno 2025 della Questura di Agrigento, illustrati stamani dal Questore Tommaso Palumbo, presentati anche 2 nuovi dirigenti. Controlli dei Carabinieri di Agrigento, ritirate 20 patenti, documenti di circolazione, elevate sanzioni agli automobilisti per oltre 4.000 euro. Consegnati i premi ai vincitori del concorso regionale di poesia siciliana Giuseppe Serroì, organizzato dalla CNA Pensionati. In occasione delle manifestazioni Vanedda in Festa, l'associazione Comete TS partecipa con i loro ospiti all'evento organizzato dal comune di Racalmuto. L'Agragas vince con il Serra di Falco e si colloca al secondo posto, il Castrum Favara pareggia contro il Paternò, l'Aragona Calcio perde ad Alcamo. Panoramica dei risultati della domenica di calcio. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 15 dicembre, lunedì. Conferenza stampa di fine anno del Questore di Agrigento Tommaso Palumbo per illustrare le attività svolte sul territorio agrigentino nel corso dell'anno 2025. Per l'occasione sono stati anche presentati 2 nuovi dirigenti, il capo di gabinetto e il nuovo dirigente della divisione della Polizia Anticrimine, Davide Mattagliano e Damiano Lupo. Noi abbiamo seguito la conferenza stampa. Bilancio di fine anno e lei ha presentato anche 2 nuovi dirigenti della Questura. Sì, io credo un bilancio positivo, poi vedete è sempre imbarazzante far giudicare a chi lo presenta un bilancio. A me interessa che il bilancio lo facciano i cittadini, non soltanto i cittadini di Agrigento, ma i cittadini dell'intera provincia di Agrigento. Sono solo loro che possono dire se il bilancio è positivo o meno, perché i numeri sono assolutamente freddi, per quanto positivi o negativi. Quello che è importante è la sensazione che ha il cittadino della città e della provincia di Agrigento in relazione a quelli che sono gli interventi e la presenza sul territorio della Polizia di Stato, sia la Questura, sia i commissariati e naturalmente tutte le specialità. Se il cittadino lo giudica positivo, allora lo sarà positivo anche per me. Se lo giudica negativamente, allora io potrò presentare i migliori dati di questo mondo, ma avrò fallito. Più controllo sul territorio e più sicurezza per i cittadini. Sì, questo è stato lo spirito che ha incarnato tutti i servizi che sono stati svolti in questo anno. Le operazioni più importanti, i dati più interessanti? Ma io ripeto, le operazioni più importanti sono state fatte sicuramente nell'ambito dell'attività di repressione del traffico degli stupefacenti e del consumo degli stupefacenti su tutto il territorio della provincia e anche le attività su quelli che sono stati, diciamo così, episodi che hanno riguardato colletti bianchi. Dopodiché, ripeto, mi piace dare importanza a quella che è stata la presenza delle nostre macchine sul territorio. Ci presenti i nuovi innesti, brevemente? Sì, 2 innesti molto importanti, il dottor Davide Mattagliano che va a dirigere la nostra divisione anticrimine, funzionario di grandissima esperienza, anche di mia conoscenza pregressa, perciò sono molto contento di averlo al mio fianco e saluto e do ancora il buon lavoro alla dottoressa Interdonato che invece è stata trasferita a Reggio Calabria. In più oggi è il primo giorno del nuovo capo di gabinetto, il dottor Damiano Lupo, che anche lui funzionario che già Agrigento conosce non soltanto perché è stato già in questura, ma perché fino a ieri era il dirigente del commissariato di Sciacca, a cui anche a lui rinnovo il mio augurio di buon lavoro. I controlli sulla movida accennava fatti anche insieme a una pattuglia degli altri corpi, Carabinieri e Guardia di Finanza. Ecco, un elemento che purtroppo sta sempre aumentando questo.
Beh, la Movida è presente ogni sabato. Ogni sabato noi facciamo i nostri servizi di ordine pubblico. Essendo servizi di ordine pubblico è presente un dispositivo guidato da un funzionario di polizia con la presenza del personale della Polizia di Stato, ma anche integrato da Carabinieri e Guardia di Finanza. In vista del Natale saranno effettuati su controlli particolari? I controlli che tradizionalmente facciamo sul territorio del comunale e naturalmente anche per quanto riguarda i commissariati nella città, perché sappiamo che il Natale prevede una maggior movimentazione sulle strade e naturalmente questo si associa a una nostra maggiore presenza. Grazie. I carabinieri della compagnia di Agrigento intensificano i controlli, ritirati 20 patenti, documenti di circolazione ed elevate sanzioni agli automobilisti per oltre 4.000 euro. I carabinieri del comando provinciale intensificano i controlli, ritirate 20 patenti, documenti di circolazione, elevate sanzioni amministrative per oltre 4.000 euro. Nel corso di mirati servizi di controllo del territorio svolti nei giorni scorsi nel comune di Agrigento e nei centri limitrofi, i carabinieri della compagnia di Agrigento hanno intensificato l'attività di vigilanza sulla circolazione stradale, con particolare attenzione ai comportamenti maggiormente pericolosi alla guida. Nel corso dei controlli sono stati identificati oltre 200 soggetti, verificati 142 veicoli, con l'elevazione di numerose sanzioni per violazione al codice della strada, tra cui l'uso del telefono cellulare alla guida, la guida in stato di ebbrezza, la mancata revisione delle auto, la circolazione con patente scaduta. Complessivamente sono state ritirate 20 patenti di guida, una carta di circolazione, mentre un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e a un altro a sequestro finalizzato alla confisca. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 4.600 euro. 13 conducenti sorpresi a utilizzare dispositivi elettronici di varia natura durante la guida. Per loro è scattata la sospensione immediata della patente di guida per 15 giorni, la perdita di 4 punti e una sanzione di 250 euro. 3 giovani sono invece stati controllati alla guida di veicoli sotto l'effetto di alcolici. Un trentenne è stato sorpreso per la seconda volta alla guida di un'auto senza avere mai conseguito la patente. Il veicolo è stato sequestrato e verrà sottoposto a confisca. Nel medesimo contesto operativo i militari dell'Arma hanno svolto anche un'attività di contrasto all'uso di sostanze stupefacenti, specie nelle aree della Movida, procedendo alla segnalazione alla prefettura di 2 soggetti trovati in possesso di quantità di hashish. Nel corso dell'attività di controllo i militari hanno proceduto nei confronti di un soggetto che, fermato alla guida di un veicolo, ha fornito false generalità nel tentativo di eludere gli accertamenti non avendo mai conseguito la patente di guida, venendo sanzionato anche per guida senza carta di circolazione. I servizi hanno visto l'impiego di oltre 30 carabinieri, rientrano in un ampio dispositivo di controllo del territorio, finalizzato a garantire sicurezza stradale, tutela della collettività, soprattutto in vista dell'incremento dei flussi di traffico legati alle festività natalizie. I controlli, concludono i carabinieri, proseguiranno anche nelle prossime settimane. Auto precipita dal viadotto Re, un giovane ferito. Tra i soccorritori c'è chi grida già al miracolo di Natale. Un'auto è volata giù dal viadotto di Porto Empedocle, Re, lungo la statale 115. I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, dopo circa mezz'ora di lavoro, hanno liberato il giovane alla guida delle lamiere della macchina, una Citroen C3, finita tra un pilone di un ponte e la vegetazione nell'area del cantiere. Si tratta di un 25enne empedoclino trasferito con l'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. È ferito, ma non sembra grave perché è cosciente, a quanto pare ha riportato qualche frattura. Lungo la statale 115 e sotto il viadotto sono accorsi anche i poliziotti del commissariato Frontiera e i loro colleghi della sezione volanti della questura di Agrigento. Senza alcune autorizzazioni mancanti dalla tabella sulla vendita di alcolici, alimenti mal conservati e senza tracciabilità, per questo motivo che al titolare di un locale in via Atenea è stata elevata una maximulta ed è stato temporaneamente chiuso. A seguire il controllo sono stati gli agenti della polizia locale di Agrigento
e quelli del commissariato frontiera di Porto Empedocle. A metà della scorsa settimana invece erano stati fatti verifiche su altre 2 attività della via Gioieni. In una è stato trovato un lavoratore nero, nell'altra sono state riscontrate irregolarità amministrative. Elevate le multe in questi 2 casi sono stati per complessivi 6.000 euro. E ieri sera all'interno dei locali della chiesa Beata Maria Vergine delle Grazie al quartiere Luna di Favara c'è stata la consegna ufficiale della raccolta fondi promossa per sostenere i figli di Marianna Bello, la donna travolta dalla furia dell'alluvione del 1° ottobre scorso, i cui funerali si sono svolti lo scorso 20 novembre. Durante il momento sono stati consegnati 3 buoni per abbigliamento per i bambini e un assegno con i fondi raccolti grazie alla generosità della comunità locale. L'iniziativa è stata promossa dalla Confraternita Misericordia di Favara e dal gruppo Agrigento non si arrende, con l'obiettivo di offrire un aiuto concreto alla famiglia colpita dalla tragedia. Alla consegna hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco e il presidente del Consiglio Comunale. La serata ha avuto inizio con una messa in memoria di Marianna Bello, celebrata nella chiesa Beata Maria Vergine delle Grazie da Don Lillo Di Salvo. Gli organizzatori hanno sottolineato l'importanza di questo gesto come simbolo di vicinanza e sostegno in un momento di grande dolore, ricordando il ruolo affettuoso e presente di Marianna nella sua famiglia e nella comunità di Favara. Cerimonia di premiazione oggi del 9° concorso regionale di poesia in lingua siciliana. L'evento, organizzato dalla CNA Pensionati di Agrigento, si è svolto presso l'auditorium dell'Istituto Gallo. L'intervista. Segretario Giglione, oggi un premio importante, una tradizione, il premio Serroi, dove si premiano tanta gente, tanti operatori che nel territorio danno un loro contributo. Sì, oggi la 9ª edizione del premio Serrui, voluto da CNA Agrigento, in particolare CNA Pensionati. Come ogni anno mettiamo a confronto tutte le esperienze, le poesie nella lingua italiana, in lingua siciliana, permetto di dirlo perché la nostra è una lingua e quindi vogliamo portarla avanti per quello che CNA promuove anche questi eventi, perché lo sviluppo del territorio non avviene soltanto con il lavoro, con la produzione, ma anche con la cultura, la memoria, le origini della nostra terra. Questo connubio tra i pensionati, tra poeti e giovani, infatti abbiamo voluto svolgere la 9ª edizione all'interno di un istituto scolastico dove ci sono presenti tanti giovani, e questa è la nostra mission, quindi abbiamo anche lanciato quest'anno questo premio e lo faremo itinerante in tutta la Sicilia. Sì, è una giornata in cui la scuola continua a portare avanti un progetto di recupero delle tradizioni siciliane, della lingua siciliana, e oggi lo fa grazie all'opportunità che la CNA di Agrigento ci offre con un concorso dedicato alla poesia in lingua siciliana, alla memoria di Giuseppe Serroi. Per noi scuola questo è un momento importante non solo per l'obiettivo che raggiungiamo di conoscenza della lingua siciliana, ma anche perché vogliamo che i nostri giovani, le giovani generazioni sentano forte il loro senso di sicilianità, sentano forte il senso di appartenenza a questa regione che è ricca, culturalmente molto ricca, come dimostra il concorso di oggi, come dimostra la produzione di poesie da parte di ragazzi delle scuole, da parte di cittadini che hanno partecipato numerosi al concorso e che oggi verranno premiati. Ma io aggiungo anche un altro valore importante dal punto di vista formativo e dal punto di vista educativo, oltre che culturale. I ragazzi durante l'attività didattica studiano sempre le vita, opere di personaggi famosi a livello nazionale, internazionale. Spesso si trascurano però le figure importantissime locali, sia regionali ma soprattutto nella provincia di Agrigento, come Giuseppe Serroi, un medico, un poeta, un politico, una persona che si è spesa tantissimo per
della propria terra per la Sicilia. Quindi questo esempio virtuoso di siciliano illustre, sconosciuto ai ragazzi, oggi viene ricordato, viene come merita, e quindi la scuola veramente oggi fa un passo, diciamo, in avanti dal punto di vista della conoscenza delle tradizioni siciliane, e lo fa nel migliore dei modi. Siamo con il professore Curabba, che da 10 anni cura il premio Serré, un premio per la lingua siciliana e per i lavori fatti da tante persone, non solo siciliane, che danno il loro contributo alla valorizzazione della lingua. Siamo alla 9ª edizione, un'edizione importante questa, abbiamo avuto una grande partecipazione da molti poeti che vengono un po' da Messina, da Catania, da Siracusa, da Trapani, quindi c'è stata una partecipazione massiccia e ci sono delle poesie che sono straordinariamente interessanti. Questo concorso lo abbiamo dedicato a Giuseppe Serroi. Giuseppe Serroi è stato un personaggio importante dell'Ottocento agrigentino. Inizia come maestro a insegnare ai bambini agrigentini, ma poi la sua attività più importante è stata quella di medico e scienziato. Medico e scienziato, e diciamo scienziato perché allora la medicina era affidata a persone che dovevano non soltanto interpretare il tipo di malattia, ma poi dovevano inventarsi le medicine. Allora non esistevano, molte medicine non esistevano, bisognava curarsi con le erbe, e diventavano degli scienziati perché i medici, e lui era uno scienziato perché i medici andavano a cercare le erbe giuste per curare praticamente gli ammalati. È stato un patriota, è stato un combattente che si è battuto affinché la monarchia borbonica, allora la monarchia dei Borboni, fosse praticamente abbandonata e la monarchia dei Borboni fosse praticamente schiacciata e si potesse vivere in un clima di democrazia e di libertà. Oggi quanti sono i premiati? Con la vostra giuria quanti riconoscimenti ha dato, giusto per concludere l'intervista? Allora, noi abbiamo la partecipazione, diciamo, di molti poeti siciliani, a cui daremo 5 premi per la poesia, 3 per i racconti, ma poi abbiamo pensato di premiare anche le 2 scuole che hanno partecipato, che sono di Pia Fermi e con la preside, con la dirigente scolastico Casaliglio Elisa, e poi la scuola il Politi, il liceo scientifico Politi da Agrigento. Altri 3 premi li metteremo ai ragazzi. Ne ringraziamo con l'occasione la dirigente scolastico Siracusa, che ha dato la possibilità, che ha avviato nella sua scuola percorsi di studio per quanto riguarda la lingua siciliana, la diffusione della lingua e del patrimonio letterario e storico siciliano. E nell'ambito delle iniziative natalizie organizzate dall'associazione Cometa ETS, un nuovo appuntamento a Racalmuto in occasione dell'evento Vanedda in Festa. Siamo a Racalmuto nell'ambito di Vanedda in Festa, oggi un'interessante iniziativa a cui partecipa anche l'associazione Cometa ETS nell'ambito dei progetti natalizi di integrazione. Sì, oggi il nostro SAI partecipa all'edizione invernale di Vanedda in Festa ed è bellissimo perché si respira una bella aria natalizia, un'aria di festa. I ragazzi hanno preparato questi oggetti o comunque questi moduli per abbellire un attimo la nostra Vaneggia che abbiamo adottato, ed è bello perché li abbiamo visti lavorare nei pomeriggi nel nostro SAI e poi tutti insieme abbiamo adornato il nostro vicolo. E questa attività ha un duplice scopo: oltre a far innamorare i ragazzi del territorio, a farlo rispettare, a custodirlo, ma soprattutto ad avere
sempre un rapporto di rete con le altre associazioni presenti nel territorio. Infatti abbiamo collaborato con il gruppo Appartamento Guatanga, con la Proloco e con tante altre associazioni presenti nel territorio. L'integrazione va avanti da diversi anni, a Racalmuto diciamo va bene, no? Sì, Racalmuto è un piccolo paese molto accogliente, i ragazzi veramente si integrano sotto tutti i punti di vista, nel territorio trovano veramente un ambiente sano dove poter veramente impostare un futuro degno veramente di essere chiamato futuro. Ecco, Mary, ci presenti un vostro amico qui inserito bene nella comunità? Certo, lui è un nostro ragazzo che viene dal Bangladesh, vi dirà lui come si chiama e che cosa fa con noi a Racalmuto. Mi chiamo MD Saad Ahmed, io sono bengalese, ho venuto un anno fa qua a Racalmuto, questo Racalmuto è troppo bellissimo, pure c'è il signore, troppo bello loro. Ti trovi bene, insomma, sei inserito bene, ti trovi bene? Sì. E fai la scuola, Impari la lingua? sì, impara la lingua così, Racalmuto. Segue i ragazzi nel percorso scolastico all'interno del progetto e anche nei CPA, dove i ragazzi continuano il loro percorso di studio per acquisire un titolo e delle competenze spendibili poi necessarie all'integrazione nel nostro paese. Come rispondono i ragazzi all'apprendimento della lingua? I ragazzi in base alla provenienza hanno delle difficoltà ovviamente, trovandosi in un paese nuovo, però l'impegno e la volontà è ottima e quando si impegnano così riescono a raggiungere gli obiettivi, i risultati che si prefiggono quando partono dal loro paese. Che stanno preparando i ragazzi questi doni? Parliamo un po' dell'attività che lei svolge e come rispondono. I ragazzi hanno risposto benissimo, erano entusiasti di questa attività, hanno preparato tanti regalini da donare, infatti lo slogan è pesca un dono, vivi la sorpresa. Ci sono no, è sorpresa, non ve lo posso dire cosa c'è. Pescate e troverete la sorpresa. Comunque rispondono bene ragazzi? Sì. Sono inseriti bene? Abbiamo lavorato insieme ai ragazzi dell'associazione Cometa e abbiamo fatto dei laboratori insieme. Laboratori di cosa? Laboratori artistici, hanno preparato tanti questi oggetti. Bene, ascoltiamo un ragazzo della comunità. Come ti chiami? Come ti sei inserito qui all'interno della comunità di Racalmuto? Io sono Rakib bengalese. C'è Racalmuto di comunità bellissimo. Come svolgete l'attività giornalmente? Cosa fate giornalmente? Giornalmente io sempre studiare lingua italiana. Mi piace, quando io andare in scuola sempre studiare, io capisco lingua italiana. Poi io andare a cercare un lavoro, poi lavoro. Prima la lingua e poi il lavoro? Sì, prima studiare, capisci la lingua italiana, poi lavoro. Io ho 18 anni e 6 mesi. E da dove vieni? Io sono bengalese. Quale paese? Bangladesh. Io dire una cosa, sì, vai. Questa Italia cultura io troppo piacere perché la religione è diversa, ma io sono musulmano, ma questo loro cristiano, ma io loro piace sempre questa cultura e religione. Ma questa ora naturale è troppo bellissima, ma Italia. Mi chiamo Michael Bontempi, sono ospite dell'appartamento di Guatanga e ci siamo impegnati a fare questa attività artistica per oggi, per donare un dono alle persone, tanto per stare in compagnia con le persone, stare a contatto con le altre persone e dare un dono delle persone. Anche tu hai preparato quindi questi regali? Sì, mi sono molto impegnato a fare questa attività e mi è piaciuto molto. Ora vogliamo donare un dono delle persone. È giusto donare. Dicendo che siamo anche a Natale, quindi un regalo fa sempre bene, no? Sì, fa sempre bene. Non è sempre giusto che una persona vuole dare, invece dobbiamo imparare a dare pure, a donare.
L'onorevole Matteo Sciotto, deputato all'Ars del gruppo parlamentare Sud Chiama Nord, chiede alla Regione Siciliana interventi urgenti per l'ospedale di Patti Barone Romeo. Ce ne parlano i colleghi di Messina. L'ospedale Barone Romeo di Patti è da anni un presidio sanitario di riconosciuta eccellenza e un punto di riferimento imprescindibile per l'intera area tirrenico-nebroidea. Proprio per questo è inaccettabile che una struttura dotata di professionalità di alto livello e recentemente riconosciuta come DEA di primo livello sia oggi costretta a operare in condizioni di grave criticità. A dichiararlo è l'onorevole Matteo Sciotto, deputato regionale di Sud Chiama Nord, che ha presentato un'interrogazione a risposta scritta al presidente della regione e all'assessore regionale alla salute per sollecitare interventi immediati finalizzati al ripristino della piena operatività e al potenziamento dell'ospedale di Patti. Da oltre un anno, sottolinea Sciotto, il blocco operatorio risulta fortemente compromesso. 2 delle 4 sale operatorie interessate da lavori avviati nel febbraio 2024 sono ancora chiuse, senza che siano mai state chiarite ufficialmente le ragioni dei ritardi. Di fatto l'intera attività chirurgica dell'ospedale è sostenuta da una sola sala operatoria realmente operativa, con inevitabili conseguenze sulle liste d'attesa, sull'organizzazione dei reparti e sulle condizioni di lavoro del personale sanitario. Particolarmente preoccupante, secondo il deputato regionale, è anche la situazione del reparto di ortopedia. Nonostante l'insediamento di un nuovo primario, evidenzia, il reparto può contare solo su 2 medici, entrambi beneficiari della legge 104. Il concorso bandito per 3 posti è andato deserto e si è quindi costretti a ricorrere al supporto di ortopedici provenienti da altri presidi, presenti solo per pochi giorni a settimana. Ciò determina un evidente depotenziamento dell'attività assistenziale e rende impossibile garantire interventi in urgenza nelle ore notturne. Alle criticità descritte si aggiunge la persistente carenza di personale nel reparto di anestesia e rianimazione. Pur riconoscendo il grande senso di responsabilità e l'impegno quotidiano del personale in servizio, supportato anche dagli specializzandi, rimarca Sciotto, non è più sostenibile reggere un presidio di tale importanza esclusivamente sul sacrificio dei professionisti. Con l'interrogazione presentata, l'onorevole Sciotto chiede al governo regionale di chiarire le ragioni della mancata conclusione dei lavori di ristrutturazione delle sale operatorie, indicando tempi certi per la loro riattivazione e di avviare azioni concrete per il rafforzamento degli organici nei reparti strategici, completando le necessarie procedure concorsuali. È indispensabile, conclude Sciotto, predisporre un piano complessivo organico e strutturale di potenziamento dell'ospedale Barone Romeo di Patti, capace di superare definitivamente le criticità emerse e di rafforzarne ulteriormente il ruolo di eccellenza sanitaria e di presidio essenziale per tutto il territorio. 5 giorni intensi fuori dai confini, ma sempre dentro i valori di Eco Green, il team building di Sofia, diretto da Marcello Giavarini. È stato molto più di un viaggio, è stato un momento di condivisione, crescita e visione. Abbiamo vissuto momenti gioiosi e allegri, rafforzando lo spirito di squadra, ma anche sessioni di lavoro di gruppo, confronto e analisi, un'occasione preziosa per presentare i risultati raggiunti dal gruppo nel 2025, fare il punto sul percorso fatto insieme e costruire passo dopo passo la programmazione e gli obiettivi per il nuovo anno. Tornare con idee più chiare, motivazione rinnovata e un team ancora più unito è il risultato più importante, perché dietro ogni angolo raggiunto ci sono sempre le persone. Linea alla regia per la pubblicità. Bonagia a Palermo avrà il suo State Park, lavori addirittura d'arrivo, sarà il più importante della Sicilia. Oggi il sopralluogo in via Guido Rossa da parte del ministro per lo sport Andrea Abbodi. La struttura sarà inaugurata e aperta al pubblico nelle prossime settimane. I colleghi di Palermo. Ministro, oggi lei è qui a Palermo per un sopralluogo allo skate park in via Guido Rossa nel quartiere Bonagia, un quartiere
complicato di Palermo che nelle prossime settimane verrà inaugurato. Quanto lo sport può anche dare un elemento significativo per questo quartiere? Diciamo che lo sport è determinante e deve arrivare prima possibilmente della cronaca, non sempre ci riusciamo, ma come è successo già a Caivano noi cerchiamo almeno di fare tesoro della cronaca, accelerare i processi di infrastrutturazione, rendere disponibili questi luoghi, renderli fruibili, accessibili, decorosi, multifunzionali. Quindi qua mi sembra si stiano consolidando tutte le risposte che mi auguro aiutino anche questa comunità della terza circoscrizione a trovare i servizi sportivi indispensabili per la qualità della vita delle persone, di tutte le età. E noi cerchiamo di affrontare insieme all'amministrazione comunale problema per problema. L'amministrazione ha una visione complessiva, il governo però, come vedete, è sempre presente, cerca di non essere distante dalle esigenze del cittadino, passando attraverso comunque le amministrazioni del territorio. Appunto questo comune sta facendo molto. Questa espressione, così come quella dello stadio, dimostra la volontà di trovare delle soluzioni. Lo stadio avrà tempi un po' più lunghi, questo impianto verrà messo a disposizione entro la fine dell'anno, i primi giorni del 2026, vuol dire che siamo nell'ambito di quella concretezza che è indispensabile per dare risposte immediate, per non rimanere prigionieri, come ho detto prima, della cronaca nera. È assidua e graditissima alla città oltre che all'amministrazione, in una giornata in cui da Palermo passa la fiamma olimpica, a ravvivare ulteriormente il lavoro che l'amministrazione, anche insieme al governo regionale, sta portando avanti per la riqualificazione e la restituzione ai palermitani di impianti sportivi fermi in alcuni casi da decenni, altri di recente realizzazione, come quello nel quale oggi ci troviamo qui a Bonagia e che sarà aperto al pubblico nell'ambito di una stecca sportiva che si attiva qui a Bonagia e già entro il primo mese dell'anno, come mi auguro. Con questo impianto riqualificato noi avremo una pista di skate di livello internazionale, un campo di polifunzionale operativo e che, annesso alla struttura esistente, farà diventare questo un vero e proprio centro sportivo, e quindi è un segnale di attenzione che stiamo dando a Bonagia e diamo un segnale che chiaramente è non soltanto di natura sportiva ma anche di natura sociale. Per quanto riguarda l'attività degli skater, anche lì stiamo intervenendo, abbiamo già un'iniziativa in itinere che prevede anche una pista nella zona del centro della città, però questa è sicuramente una pista di livello internazionale che sarà fatta con gare a livello agonistico e che la federazione stessa ha molto apprezzato e che sicuramente omologherà, e dove finalmente potremo avere campionati e iniziative di livello nazionale e internazionale. L'intervento è stato riqualificato e rimodulato secondo le esigenze della FISDIR, che ci ha chiesto di realizzare un campo che potesse essere utilizzato anche per gli interventi a livello regionali e anche nazionali. Noi abbiamo privilegiato la disciplina dello street, che è una disciplina che è più utilizzata all'interno della skateboard. Passiamo allo sport, un'ampia pagina sportiva, vittoria sudata ma meritata quella dell'Agregas contro il Serra di Falco in casa, finita per 1-0, la squadra agrigentina non perde così il contatto con la capolista Priolo, posizionandosi al secondo posto della classifica. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Si sono dovute sudare le proverbiali 7 camicie per avere ragione di un sontuoso e tenace Serra di Falco che ha reso difficile la vita all'Agregas, voglioso di ottenere 3 punti in palio per non perdere il contatto dall'attuale battistrada Priolo Gargallo. Parte del merito di questa vittoria gregantina con il minimo scarto si deve al capitano Alfonso Cipolla, autore della rete decisiva, ed anche al portiere Cagnina, autore di un paio di interventi che hanno evitato il pari nisseno. La rete dell'Agregas è maturata sugli sviluppi di un corner battuto da Jama che serve al centro dell'area Cipolla, il quale con un imperioso colpo di testa trafigge il portiere Governali. Poi il portiere di Casa Cagnina, in un paio di occasioni del Serra di Falco, si è opposto con bravura ad altrettante conclusioni di Morleo
prima e dei Castriglio dopo. Adesso tutta l'attenzione è rivolta al match di domenica prossima contro il Priolo Gargallo, il cui risultato potrebbe incidere fortemente sul cammino di entrambe. Per quanto riguarda invece il girone A, sempre di promozione, prima sconfitta stagionale dell'Aragona che cede ad Alcamo con il più classico dei risultati, vale a dire 2-0. Cade anche la Margheritese di misura 1-0 a Partinico, mentre torna al successo Gemini e Casteltermini. Malgrado la sconfitta, l'Aragona conserva la vetta, ma riduce le distanze sulla seconda, Alcamo, mentre in terza posizione si rifà sotto il Gemini. Più distante al quarto c'è invece il Città di Marineo Calcio Academy. Ritorni titolare, hai aspettato il tuo momento, ti sei fatto trovare pronto, sei stato decisivo oggi. Sì, diciamo che è questo lo spirito del gruppo, siamo una grande famiglia, ovviamente siamo una squadra ben attrezzata in cui tutti possono fare la differenza, quindi quando il mister ci chiama è giusto che noi ci facciamo trovare pronti e rendiamo tutti per lo stesso obiettivo alla fine. Servono anche parate come queste per vincere le partite. Ma sì, in realtà siamo stati un gruppo, la partita non era facile, nessuna partita è scontata, siamo stati veramente squadra anche oggi in campo e alla fine il risultato penso che sia meritato. Ecco, raccontaci l'ultima parata, l'hai praticamente tolta al 7. Sì, l'ho vista partire un pochettino in ritardo e poi lì ho avuto, diciamo, la capacità di reagire. Meno male che è andata così, è andata bene. Ora c'è il Priolo. Sì, ora testa al Priolo e in settimana prepareremo la partita al meglio. È appena finita. Bello questo finale, con questo gemellaggio tra le due tifoserie che si rinnova. La testa è già al Priolo. No, adesso intanto ci godiamo questa vittoria e da martedì cominceremo a pensare alla prossima partita come abbiamo sempre fatto. Come abbiamo fatto questa settimana che abbiamo pensato di essere rifatto. Si è visto in campo che essendo stare il giorno di viaggio delle tifoserie è stata una partita tiratissima. Il nostro portiere ci ha fatto anche due grandi parate, quindi è stata una partita vera, una partita maschia, una partita combattuta. Siamo stati bravi perché fino alla fine ci abbiamo creduto e di portare il risultato a casa ci siamo riusciti. Il leitmotiv è sempre lo stesso, si fa un po' di fatica a chiuderla e anche oggi abbiamo rischiato. Sì, quando non chiudi le partite comunque non hai più di un gol di scarto, ovviamente rischi perché l'errore ci può stare sempre, quindi rischi pure di pareggiare la partita o quello che è. Però noi siamo stati bravi, l'abbiamo difesa bene, abbiamo un gran portiere e lo ha dimostrato. Dobbiamo migliorare, sicuramente lo sappiamo che dobbiamo migliorare forse sulla fase realizzativa, però siamo sulla strada buona, dobbiamo lavorare. Mister, sconfitta di misura contro l'Akragas, analizziamo questa partita. Ci sono state anche due bellissime parate del portiere Cagnina. Sì, credo che siamo venuti qua e secondo me penso non ci sia niente da obiettare, c'è quello che dirò, che ce la siamo giocata per le pari con un corazzato. I ragazzi sono stati straordinari, dovevamo fare una partita perfetta, l'abbiamo quasi fatta, purtroppo avevamo curato al dettaglio i calci da fermo, quando hai giocatori come Yama, Cipolla dall'altro lato è più sempre complicato fare tutto al dettaglio, però sono orgoglioso dei miei ragazzi perché hanno tenuto testa a una squadra fenomenale. Domenica si chiude il girone d'andata, voi avete già affrontato il Priolo e l'Akragas. Differenza tra queste due squadre, lo stiamo chiedendo un po' a tutti. No, ma non è, secondo me l'Akragas ha delle individualità importanti, un mister in panchina che conosco benissimo, che è preparatissimo, il Priolo ha tanti giovani. Dico, quindi comunque secondo me il Priolo in questo momento sta facendo, a mio modo di vedere, forse un miracolo calcistico, perché l'Akragas alla lunga, a mio modo di vedere, avrà ragione su tutti, perché con i singoli che ha non può avere ragione. E per lo sport vediamo adesso un servizio sul Castrum Favara contro il Paternò, finita con un pareggio 1-1. Il collega Giuseppe Moscato. Finisce 1-1 tra Castrum Favara e Paternò, un risultato che fotografa il momento difficile vissuto da entrambe le squadre, ma che soprattutto accentua la crisi del Favara di mister Terranova,
I gialloblu non vincono allo stadio Brucoleri da oltre 2 mesi. L'ultimo successo interno risale al 19 ottobre contro il Ragusa. Da allora solo delusioni, prestazioni opache e punti persi anche contro avversari alla portata. Il pareggio contro il Paternò, fanalino di coda del campionato di Serie D Girone I, rappresenta un'occasione mancata e lascia l'amaro in bocca ai tifosi e all'ambiente, che continuano però a incitare e a sostenere la squadra. La gara si mette subito in salita per il Favara. Dopo appena 6 minuti Ferrandino porta in vantaggio gli ospiti, approfittando di una difesa distratta e di un avvio contratto dei locali. La reazione è lenta e poco incisiva, ma al 16° sul primo calcio dalla bandierina arriva il pari, firmato da Gueye al suo primo gol in maglia giallo-blu. Una rete che sembra poter dare fiducia, ma che non cambia l'inerzia di una partita povera di idee e di poche occasioni limpide. Nella seconda frazione di gioco, da registrare un gran tiro di Piazza che termina di poco fuori. La grande occasione per i padroni di casa arriva al 59°, creata da Varela, ma il portiere, con un intervento strepitoso, evita la capitolazione. Il campo lancia un messaggio chiaro: così non basta. Castrome Favara ha bisogno urgentemente di rinforzi, di giocatori esperti e di categoria per uscire da una crisi che rischia di diventare strutturale. La società è chiamata ad intervenire sul mercato già dalle prossime settimane per dare una scossa a una squadra che oggi appare fragile e senza certezze. Ma ascoltiamo in sala stampa il mister Nicolò Terranova e il DS Vincenzo Piazza. Sì, è una squadra in difficoltà nell'organico, in difficoltà nella testa. Qui non bisogna cercare il colpevole o l'imputato, bisogna soltanto trovare le soluzioni. È chiaro che è un mercato difficile, la società ci sta mettendo anima e corpo, però oggi il mercato non è aperto, o meglio dire è aperto, ma deve avere a che fare con le società dove richiede il giocatore, quindi nessuno ha l'interesse di far retrocedere il Favara, né la società, né il giocatore, né l'allenatore. Siamo gente ambiziosa e parto sempre dalla società perché per me è parte integrante di questo progetto. È chiaro che quando i risultati non arrivano è giusto criticare, però io oggi non posso fare altro che i complimenti a questi ragazzi che hanno fatto il massimo. Avevamo 8 juniores tra panchina e 11 titolare. Abbiamo subito l'infortunio di Demin tra il primo e il secondo tempo e quindi ci prendiamo il punto, che chiaramente non è il massimo di quello che cercavamo, però guardiamo con fiducia il proseguo, sperando che questa settimana cominci a arrivare qualcuno che ci possa dare una mano. Appunto, un punto muove la classifica, in un certo senso abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla posizione di domenica scorsa, siamo un po' usciti fuori dalla zona play-out, ma mi spieghi per favore questo nervosismo, si sono commessi degli errori proprio grossolani anche a livello di semplici passaggi, abbiamo regalato troppe palle. Nei momenti difficili è chiaro che il nervosismo poi esce fuori, anche perché sbaglia il primo, sbaglia il secondo, sbaglia il terzo passaggio, poi credo che siamo tutti esseri umani e un po' ti nervosisci con te stesso, quindi credo che sia tutto nella normalità. Ripeto, bisogna trovare la serenità, bisogna completare l'organico al più presto, anche perché sono dei giocatori che hanno chiesto visibilmente una mano d'aiuto. E ti ripeto, qua non ci sono colpevoli, la società si è messa a disposizione per completare, per migliorare l'organico, però ti ripeto, è un mercato difficile per tutti. Perché gli ultra hanno contestato alla fine? Se non ci sono colpevoli, questa contestazione mi pare un po' fuori luogo. È giusto criticare, è chiaro che il tifoso critica perché è passionale, e credo che bisogna fare un passo indietro e avvicinarsi a questa squadra piuttosto che criticarli, anche perché ci sono delle difficoltà oggettive che nessuno può negare,
e quindi bisogna compattarsi, unirsi, perché con l'unità si possono superare ostacoli insormontabili. Va bene così, grazie. Una prestazione incolore, una prestazione perché è stata una settimana difficile, siamo a corto di rosa e quindi il livello, l'intensità più che altro si è abbassata e poi la trasmettiamo la domenica in partita. È ovvio che i ragazzi abbiamo una squadra molto, molto giovane. Dire che la partita si poteva vincere perché il portiere del Paternò ha fatto un miracolo su Varela e a quest'ora si parlava di altro. La potevamo anche perdere con il palo preso dal Paternò al primo tempo, però i ragazzi hanno corso fino al 90°, Piazza è uscito con i crampi ai polpacci, non gli si può dire nulla per quanto riguarda la voglia e quello che hanno fatto oggi. Urgono i rinforzi, è indubbio che praticamente questa squadra ha bisogno di essere puntellata in tutti i reparti. Lo sappiamo, stiamo lavorando, è difficile, abbiamo qualche trattativa già chiusa, ma poi ci sono le società che decidono di lasciare o meno un giocatore, come è capitato qua a noi, e quindi noi ce la mettiamo tutta, cerchiamo di portare più calciatori possibili per rafforzare questo organico che ne ha di bisogno. Cosa aveva Demin alla fine del primo tempo? Demin è uscito a fine primo tempo a posto, dentro gli spogliatoi, dopo che si è un po' raffreddato di temperatura, ha risentito un po' di dolore alla schiena e non riusciva a rientrare, abbiamo fatto la sostituzione. Grazie. Prego. La partita tra l'Alcamo Calcio e l'Aragona si è conclusa con la vittoria dell'Alcamo per 2-0, giocata ieri allo stadio Lello Catella. I gol sono stati segnati da Giorgio Pulizzi al 42esimo del primo tempo e da Massimo Marchese al 33esimo del secondo tempo. Questa vittoria ha permesso all'Alcamo di avvicinarsi alla capolista Aragona, ora a soli 2 punti di distanza. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, con quasi 1000 spettatori sugli spalti ed una nutrita rappresentanza di tifosi arrivati da Aragona, l'Alcamo 1928, secondo in classifica, firma l'impresa e batte 2-0 la capolista Aragona, fino ad oggi mai sconfitta in campionato. Una vittoria pesante, arrivata al termine di una gara intensa e combattuta, che l'Alcamo ha saputo interpretare con personalità, ritmo e grande organizzazione di gioco. I bianconeri partono forte e tengono il campo con autorità. La prima occasione arriva già al secondo minuto, quando Marchese, con un tiro dal limite dell'area, impegna il numero 1 agrigentino Priolo, che devia in angolo. All'11° minuto, gol annullato per fuorigioco sempre al bomber alcamese Marchese, che di testa aveva trovato l'angolino imprendibile per Priolo. La prima occasione degli ospiti arriva al 21° minuto, leggerezza difensiva di Filì con il numero 8 agrigentino Iatta che anticipa il riccobono e lascia partire un destro secco che sfiora il palo alla destra di Misseri. A 4 minuti dal termine del primo tempo il gol del vantaggio per l'Alcamo. Punizione da circa 30 metri, alla battuta il numero 10 Polizzi che disegna una parabola perfetta che si insacca all'incrocio dei pali e che fa esplodere il numerosissimo pubblico sugli spalti. Il primo tempo finisce così 1-0 per i padroni di casa. All'inizio della ripresa subito l'azione che ha portato a tante polemiche da parte dell'Aragona. Lancio di Iatta per Namio che viene anticipato al limite dell'area di rigore da un intervento scomposto di Misseri che però colpisce prima il pallone e dopo frana addosso al numero 20 agrigentino. L'arbitro inizialmente fischia ed indica il dischetto del rigore tra le proteste dei padroni di casa, ma dopo il consulto con il guardalinee decide di revocare il rigore e concedere solo la rimessa laterale in favore dell'Aragona, e da lì tante le proteste degli agrigentini e gioco che resta fermo per più di 4 minuti. Al 72esimo, altra occasione per gli ospiti a seguito di un calcio d'angolo, ma la palla viene fermata dall'ottimo Misseri. Al 78esimo arriva il raddoppio dell'Alcamo. Il nuovo acquisto bianconero rosone lancia Marchese che in velocità brucia il numero 3 Sané e trafigge Priolo.
Un gol che manda in visibilio tutto lo stadio. Fumogeni e festa infatti sugli spalti da parte dei tifosi bianconeri. L'Aragona prova a reagire, spinto anche dal calore dei propri tifosi, giunti in tantissimi per sostenere la squadra, ma l'Alcamo non arretra, gestisce momenti chiavi del match e va vicino al terzo gol all'85esimo con Caruso, che spreca da ottima posizione tirando sopra la traversa. Al triplice fischio e festa grande sugli spalti ed in campo, una vittoria che vale molto di più dei 3 punti perché interrompe l'imbattibilità dell'Aragona e rilancia con forza le ambizioni dell'Alcamo, che manda un segnale chiaro al campionato. Lo stadio applaude, la classifica si accorcia e il campionato adesso è più aperto che mai. Oggi non siamo stati brillanti come al solito, abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, l'Alcamo ci ha messo più voglia. Secondo me ha meritato la vittoria. Ecco, forse ha qualcosa da recriminare sull'episodio del rigore, secondo voi ecco, com'è andata? Ma no, se mi metto a recriminare sugli errori degli arbitri creerei un alibi alla squadra. Io alibi non ne voglio trovare, sbagliamo noi, e sbagliamo i gol, sbagliamo a fare formazione, è giusto che sbagli anche l'arbitro. Complimenti, perché ho visto una squadra organizzata, ovviamente è la prima della classe, con una società anche importante, quindi faccio i complimenti a loro, ma i complimenti sinceri sono quelli proprio alla squadra, alla città di Alcamo che anche oggi si è fatta trovare pronta, alla società, quindi ci godiamo questo momento, ma bravi veramente tutti. L'unica cosa che dobbiamo fare è da martedì cominciamo a lavorare come abbiamo sempre fatto e poi ci aspetta l'ultima gara del girone di andata, che è quella con la Margheritese, che la prepariamo al meglio come abbiamo fatto finora. L'importante, come dico sempre, sono i 3 punti. Se oggi è arrivato grazie a un gol sono contento per questo, però l'importante è la squadra e l'obiettivo comune. Che sapore ha oggi fare gol davanti a questo splendido pubblico? Ha un sapore diverso perché abbiamo chiamato questo pubblico e ci è venuto a sostenere. Sono contento di aver fatto gol e soprattutto che la squadra ha vinto questa partita importante. Adesso un approfondimento sui campionati di calcio della domenica, dalla Serie D alla prima categoria, curata sempre dal collega Carmelo Lentini. Controsorpasso al comando della classifica del girone I della Serie D, dove ritorna capolista solitario il Savoia. Approfittando del successo il rimonta 2-1 contro l'Athletic Palermo e del contemporaneo stop 1-0 subito dalla Nuova Egea nel derby contro il Messina, che continua così a risalire posizioni in classifica. Frena la Nissa, che non è riuscita ad andare oltre nulla di fatto 0-0 in casa col Sambiase, e mentre il Castrum Favara pareggia in casa 1-1 in rimonta contro il Paternò. Per quanto riguarda invece il campionato di eccellenza girone A, termina senza reti l'atteso derby agrigentino del Gurrera tra l'Unitas Sciacca e il capolista Licata. Match molto combattuto con tante occasioni per parte, classifica che cambia poco, con il Marsala che guadagna 2 punti nei confronti della Battistrada, che ora si pone a 7 punti di distacco. Il Camarat non riesce a superare l'Accademia Trapani e domenica prossima si chiude il girone di andata e così al Dido Liotta è in programma il secondo derby agrigentino, vale a dire Licata-Camarat. L'Unitas Sciacca se la vedrà invece fuori casa contro il Città di San Vito Lo Capo. In prima categoria girone B il Cianciana cede di misura il confronto diretto con il Fada e viene così raggiunto in vetta alla classifica della stessa. Vittoria dell'Alessandria della Rocca che supera con una quaterna di reti il Castellana. Manita 5-0 dall'Empedoclina con i Rangers ed il quarto posto oramai è tutto suo. Si trattava dell'ultima giornata di andata, per cui il torneo si ferma per le vacanze di fine anno e riprenderà il 4 gennaio del 26 con le seguenti gare: Alessandria della Rocca Prizzi ed Empedoclina Cianciano, un derby tutto da seguire. Per quanto riguarda la seconda categoria, il Montallegro frena la corsa del Caccamo e spera sempre in un possibile aggancio in vetta. Il pari tra Caccamo e Montallegro favorisce il River Platane, che supera il Campo Felice e si posiziona in seconda posizione. Anche in seconda categoria si è giocata l'ultima gara del girone di andata e il torneo si ferma e riprenderà il 4 gennaio del 2026.
E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie, i programmi di TVA vi ricordiamo che si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha la Smart TV, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle ore 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo un buon inizio settimana.